Sono 382 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola, a fronte di 13.028 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 295. L'incidenza scende così al 2,9%, ieri era al 4,2%. L'isola è al secondo posto per i contagi, al primo c'è il Lazio con 388 casi, gli attuali positivi sono 7.611, con un aumento di 227 casi. I guariti sono 152, mentre si registrano altre 3 vittime che portano il totale dei decessi a 7.022 unità. Sul fronte ospedaliero sono adesso 345 ricoverati, 9 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 40 in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo ha 58 casi, Catania 239, Messina 2, Siracusa 55, Ragusa 6, Trapani 11, Enna 0, Caltanissetta 5 e Agrigento 6. Intanto si rilevano dei buchi nella pianta organica per l'emergenza Covid presso l'ASP di Agrigento. 874 sono gli incarichi temporanei dati a medici, infermieri e OSS. Gli incarichi a tempo determinato affidati su posti vacanti e disponibili dall'ASP. La ricognizione in base alla pianta organica è stata fatta per sopperire alle necessità assistenziali dei presidi ospedalieri e della stessa ASP di Agrigento, ad evitare così interruzioni di pubblico servizio. Gli incarichi dati temporaneamente su posti vacanti rispetto alla pianta organica sono 303, per 100 infermieri, 7 ostetrici, 14 tecnici sanitari di laboratori biomedici, 5 tecnici di radiologia medica, un tecnico di neurofisiopatologia, 5 operatori autisti, 4 tecnici sanitari della riabilitazione fisioterapista, 2 tecnici della riabilitazione neuropsicomotricista, 2 tecnici della riabilitazione terapista occupazionale, 20 ausiliari. Per quanto riguarda la dirigenza, gli incarichi sul posti vacanti conferiti sono stati 14 farmacisti, un dirigente fisico, 16 psicologi, 96 medici, 9 biologi, 7 amministrativi. Per questi incarichi sui posti vacanti, appunto, la spesa è di 16.659.000. Gli incarichi temporanei dati fuori la pianta organica per il Covid-19 sono 571, riguardano 208 infermieri, 3 ostetrici, 7 tecnici di laboratorio biomedico, 8 radiologi, 21 ausiliari e 244 OSS, ma anche 8 farmacisti, 20 psicologi, 33 dirigenti medici, 19 medici specializzati. La spesa sostenuta in questo caso è stata di 14.962.161 euro.